come l'inquinamento acustico può influenzare il nostro rischio cardiovascolare. Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi vi vorrei parlare proprio di come l'inquinamento acustico può avere effetti sul nostro sistema cardiovascolare. All'ultimo congresso europeo di cardiologia sono state presentate 2 ricerche scientifiche indipendenti l'uno dall'altro che hanno dimostrato degli effetti non del tutto positive dell'inquinamento acustico sul nostro sistema cardiovascolare. Adesso le andiamo a vedere più nel dettaglio. Prima però vi chiederei di condividere questo video in modo che sempre più persone possano ricevere della divulgazione scientifica utile. Grazie. Il primo studio che analizziamo è il Decibel Myocardial Infarction Study, che è uno studio tedesco che ha analizzato i dati di 430 persone che hanno avuto un infarto miocardico. Queste persone erano tutte giovani, avevano da 50 anni in giù e soprattutto avevano pochi fattori di rischio cardiovascolari tradizionali. I fattori di rischio cardiovascolari tradizionali sono il diabete mellito, l'iperglicemia, sono ancora la dislipidemia, colesterolo, trigliceridi alti, l'ipertensione arteriosa, sedentarietà, la familiarità per infarto miocardico, il fumo di sigaretta. Queste persone avevano pochi di questi fattori di rischio, quindi sono stati analizzati dei fattori di rischio esterni non convenzionali. Tra questi è spiccato sicuramente l'inquinamento acustico. Un altro studio invece è uno studio francese che ha analizzato i dati di 864 pazienti che avevano avuto già un infarto miocardico e si è visto che coloro che erano esposti ad un inquinamento acustico maggiore avevano anche un rischio aumentato di avere altri eventi cardiovascolari come infarto miocardico, ictus cerebrale o anche morte cardiovascolare. Ricordo sempre che video come questi non hanno assolutamente lo scopo di creare il panico, bensì di saper conoscere e quindi anche di poter difendersi da questi effetti avversi. Quindi veniamo subito ai consigli utili. Prima di tutto, se viviamo in città rumorose, l'installazione di doppi o tripli vetri è assolutamente fondamentale, come anche considerare l'isolamento delle pareti, del soffitto e anche del pavimento. Inoltre utilizzare infissi con chiusura ermetica. Bisogna considerare l'utilizzo di tappi che ovviamente non devono limitare la qualità della nostra vita, bensì devono aiutarci in particolari situazioni particolarmente rumorose. Inoltre, l'acquisto degli elettrodomestici che producono meno decibel, come anche l'utilizzo di gomme per le auto meno rumorosi o la manutenzione dei nostri veicoli, è fondamentale per ridurre il nostro inquinamento acustico. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!